una stagione insomma da campioni indiscussi. Sì, infatti oggi mettiamo da parte questa sconfitta, credo che sia una vittoria meritata perché comunque abbiamo fatto, a parte una partenza un po' stentata, poi una grande stagione, i ragazzi hanno meritato sul campo questa vittoria, ecco, per quello che hanno fatto vedere, sotto tutti gli aspetti. Quindi insomma siamo contenti di poter ritornare subito nella categoria dove diciamo, eravamo prima, no, abituati magari non tanto, però da dove veniamo e quindi insomma fortunatamente solo un anno diciamo, di transizione, diciamo così. Allora, l'obiettivo principale era arrivare tra le prime 5 e quindi fino all'ultimo cerchiamo di fare più punti possibili, è quello che siamo detti dall'inizio. La partita ce la siamo giocata, siamo riusciti a aggredirli subito dall'inizio e, e comunque alla fine penso che sia una vittoria meritata. Primo gol di quest'anno, ho avuto una stagione un po' complicata perché sono stato fermo quasi un girone d'andata, cioè tra Imperia e Imperia, e però bene o male sono soddisfatto del gol, della partita in tutto, della squadra, quindi siamo contenti così per oggi. Presidente, ci dica un po' cosa accadrà domani. Domani alla Sala Chiamata abbiamo la nostra quinta edizione del premio Fair Play, dove premieremo dei personaggi dello sport ligure che si sono particolarmente distinti per la loro passione, per la loro attività, per quello che hanno dato comunque al calcio in particolare. Poi premieremo i nostri atleti per i piccoli gesti che poi fanno tutto il complessivo durante la stagione di ogni leva, quindi credo che sarà una giornata di festa e l'ennesima dimostrazione come la Genova Calcio crede in questa filosofia.